La Procura della Repubblica de Tattari ha aperto un'inchiesta a pustir della morte di Natalie Tanda, la pizzina di 8 anni, di Biddano a Monteleone, morta in ospedale civile de Zaligera, a Padusero, per la complicazione a pustir de un intervento pro che li tirare a stonsilla. L'operazione vita andata bene, difatti si che la de Piambocare, Zappa Manzano, ma tutti in dunus est aggravata in pacutempusu e sorduttore non ha potiu va che nuda pro la salvare. In una nota desa ASL de Tattari si legge che Natalie è morta a sero in su reparto de otorino-laringoiatria. A pustir desa installazione de su reparto, l'azienda sanitaria pediu diretto un'iscumbata diagnostica per stabilire sa caglione desa morte. Sa procura, pro clarire su chi è scapitau, ha aperto un'inchiesta. Sa morte de Natalia ha atturdiu tutta sa comunidade de Biddanoa. Su sindicu Quirico Meloni ha espressau sa solidariedade a sa famiglia e ha proclamau su corrutto cittadino sa die desinterru. È scominciata oggi la discussione generale del testo del disegno di legge che prevede la riforma funzionale della sanità, una riforma che fia della Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e che ha caglionato un upore di dibattito in intro della maggioranza e in intro dell'opposizione. Accabata sa audizione finale schinsor dirigente della SASL de Castello e Tattari, sa commissione ha posto procrasa mesudie scadenza per la presentazione degli emendamentos. Una decisione che non è gradia sa minoranza, che ha abbandonato la Commissione Sanidade. A pesare a terras polemica, sa tempistica e sa cura finanziaria necessaria per approvare la riforma. Questa che data essere decisiva per comprendere sa decisione della maggioranza in merito a sa manovra finanziaria de più di 10 miliardi di euro che in su bilancio della regione che ha richiedere su 3 mesi di esercizio provvisorio. Formazione, necessidades de esos territorios, una programmazione che colla sas opportunidades che dà sa tecnologia. Sono questo sistema discutios in sa conferenza regionale pro sas politicas de su traballo fatta in Nugoro, Custumanzano, in sa Camera de Commercio. Un appuntamento organizzato dai assessorati regionali a su traballo in collaborazione con Saspal, prosestare sas azioni necessarie a dare impelli dal suo sistema occupazionale, mogende da esa formazione. Presente vinza sa Presidente della Regione Alessandra Todde, che a Kerfiu Nugoro commente sede desa conferenza per sottolineare su peso desa Sardegna de Mesu in economia regionale. Una fiducia in su territorio che ha tassichire chinateros a dovioso internazionale spuru, primo appuntamento su Battordichi de Martu, quando Nugoro ha ospitare la seconda mesa de traballo de verso sud, forum internazionale de su Mediterraneo de su Forum Ambrosetti. Che in un'ordinanza dirigenziale dei Subattor de Vrevadio su comune di Nugoro che in decorrenza dei Subattor de Martu ha istituito su limite de velocità di 30 km a in carrera Monte Iacca e ha previsto battor minima d'ora de velocità conforme a sa normativa in vigenza in trettosi strategico de su cammino, pro garantire su rispetto de su limite nuovo e costringere los automobilistas a dare pruscara guidande. Una decisione arrivata a pustil de sos espostor di uno scanto residentes e da esa rilevazione fatta dai uffici tecnici. Un ubichinausu e Monteiacca che pompia tassavadde che dai sporosi le andata a Bardemanna, che in su corrasi a Bardia, inghiriau de olivarios e terreno saliosos, che in una trama de guruttos e caminos intrevaladas e arziadas, su bonu uve si travicat a senso doppio, che in tretto longo scenza marciapiedi e senza amparo pros ospedonese. Sono residentes in plur de tutto custu lamentano avinza sa mancanza di un servizio di trasporto pubblico necessario mescamente pro chi è noato un mezzo proprio. Su Castello in sa Domus ha vinto in su Parma pro 2-1 in una partita fondamentale pro si salvare. Come sta batto spunto de distanza da esa zona retrocessione, este su e 3 che in classifica parisa su Lecce che in 20 batto spuntos. Una vincita che arriva a pustir deso risultato negativo Schintorino e Lazio e bestitanimo a si squadra. Davide e Nicola cabada a partia va che teso scomplimentos a si squadra, ma tutta linea che non va a desivantare, che basta una partita negativa per tornare a coa e a essere gol finza sa ultima die de su campionato
campionato. Su Casteddu andà in vantaggio a suo 57 minuti, schinduna autorette de Vogliacco. A Pustis estintrao in campo Florinel Coman e a Mudau sa partia. Li sono bastao 180 secondi prosinzare. Una primessia che va che t'ammacchiare so stifosor desa Unipol Domus. Posta a banda custa vinchida come su Casteddu deppe pensare a sa trasferta de Sappadu a Sastrese contro a Satalanta che sta andando bene meda. Contra Saddea Davide Nicola a tottus or giocadores a disponimento finza zitto Luvumbo. Sa Dinamo Tattari a Perdiukins Olimpia Milano a pustir di una gara azzuda de carattere contra una delle squadre più forti del suo campionato sono state rese a mostrare grinta e calidade a barrande in partita vinzas a sos ultimos minutos a conferma che mancari senza punto si squadre scappassa de competere che in sar formazioni più titoladas. Una gara acabada a 72-78 prosor milanesos ma sa Dinamo a dispetto delle difficoltades e dei infortunios a tischiù reagire mostrando un bello gioco e facendo timere Olimpia. Come su campionato si virmata prosa Coppa Italia, una competizione che per 2 o 3 anni in fila appaiono a tabiessa Dinamo intresas protagonistas. A te stessa occasione per recuperare energie e per tornare a partire che si spirito giusto prosa seconda parte di stagione.